Cari amici, ben ritrovati, nuova puntata di Eventi del Territorio. Quest'oggi siamo a Miane, siamo alla 42esima mostra del Conegliano Val d'Obbiadene di OCG e siamo in compagnia di una carissima amica, Annalise Pon, che è la neopresidente che ha preso in mano un grossissimo fardello di eredi che ti hanno preceduto. Anna, intanto grazie di averci invitato, ne abbiamo accettato volentieri, si parte anche con questa manifestazione, poi con il tuo collega parleremo di cosa sta succedendo qua dietro, però con te parliamo della mostra. Sì, grazie a te per questa opportunità. E sì, siamo arrivati alla 42esima edizione della mostra del Conegliano Val d'Obbiadene di OCG, il primo vero evento dopo il periodo del Covid, quindi dopo questi 2 anni di pausa forzata che abbiamo dovuto subire nostro malgrado. E quindi siamo riusciti finalmente a essere qui presenti e a realizzare questa manifestazione, questi 2 fine settimana di mostra. Abbiamo scelto questo nome e questo tipo di degustazione proprio per far conoscere le differenze non solo nella zona del Conegliano Val d'Obbiadene, ma soprattutto nella sottozona delle rive del Conegliano Val d'Obbiadene. Quindi siamo partiti da Ogliano, quindi Conegliano, per finire a Santo Stefano, dove si sente proprio la differenza soprattutto del terreno e anche il metodo di lavorazione tra una cantina e l'altra e tra una terra e una riva e l'altra. Noi abbiamo voluto proprio far capire alla gente la differenza che c'è in questa piccola zona che è la denominazione del Conegliano Val d'Obbiadene Prosecco Superiore di OCG. Ricordiamolo, tutte queste manifestazioni, tutti questi eventi, tutte queste attività non sarebbero possibili senza la forza e il valore dei nostri volontari. Quindi grazie, soprattutto ripartire dopo appunto questo fermo non è mai semplice, anzi io sempre un appello, se c'è qualcuno disponibile a venire a dedicare, a tua disposizione. Esatto, se qualcuno ha del tempo, la volontà di dare una mano per la comunità, quindi non per la Pro Loco, per la comunità, noi ci siamo.